La stagione veneta sui prati 2017 si è aperta a Galliera Veneta con il sesto cross di Villa Imperiale, terzo Memorial Efrem De Poli, che ha tenuto a battesimo i 3 campionati regionali di società, assoluto, promozionale e master. Mattinata fredda, appena intiepidita dal sole e un grande assente, il fango. Si è corso infatti su un terreno completamente asciutto, persino polveroso. Voto 10 a detta dei più al terreno di gara duro, a tratti ghiacciato, che è risultato nettamente meno insidioso rispetto ai percorsi fangosi che costituiscono la norma della stagione regionale di cross. È stato un debutto dai notevoli contenuti tecnici, con una partecipazione addirittura straripante a livello giovanile, 1200 gli iscritti alle gare in programma. Un record come quest'anno sarà difficile da raggiungere, vedendo che ogni categoria ci sono 180-200 elementi che partono, è un bel vedere. Quest'anno particolarmente siamo super soddisfatti perché abbiamo passato il record di presenze che già l'anno scorso era molto elevato. La giornata ci ha dato ragione, insomma gli sforzi anche. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, dall'Atletica Galliera all'amministrazione, e soprattutto ringrazio i miei sponsor personali che permettono tutto questo. Grazie a tutti. L'Atletica Galliera è l'artefice di tutto ciò. Un pool di dirigenti esperti e di aziende a loro sostegno che fanno del cross di Villa Imperiale un appuntamento che nessuno vuole perdere ad inizio stagione. Questo è frutto del lavoro di chi ha lavorato prima e soprattutto delle società che in questi anni hanno fatto sì che l'atletica sia diventata un qualcosa di più qualificata, di più attrattiva, e quindi i numeri in crescita un po' su tutti i settori stanno a testimoniare questo ottimo lavoro delle società. Il compito nostro è quello di proseguire su questo cammino e soprattutto dare sempre più strumenti alle società per crescere e per migliorare tutto quello che possono migliorare. Aumentano i numeri, è frutto anche dell'esperienza, delle amicizie che si fanno, di tutti quelli che hanno dato una mano, quelli che si propongono già loro, per cui quest'anno non abbiamo avuto difficoltà a portare gente a lavorare. Si sono proposti anche per fare ancora l'anno prossimo, anzi di aumentare, di migliorare, per cui è un impegno sempre più forte, però dà grosse soddisfazioni. L'Atletica Galliera è una sicurezza, perché anche come comitato provinciale, come FIDAL Padova, l'appoggio che dà a questa società è sempre molto importante. Con loro organizziamo parecchie gare e indubbiamente lo scenario di quest'anno è fenomenale, perché la giornata ha dato un tocco in più a tutto quanto, a un'organizzazione che è sempre di altissimo livello, quindi un complimento al Presidente ma a tutti i volontari e collaboratori dell'Atletica Galliera Veneta. Venendo alle gare, il trevigiano Simone Gobbo, in forza alla nuova società veneziana Tornado, e Rebecca Lonedo di Atletica Vicentina hanno vinto fra gli assoluti sulle distanze rispettivamente di 10 e 7 km. Gobbo ha chiuso in 32,53, precedendo Lucio Sacchette dell'Ana Feltre e Diego Avon, anch'esso della nuova Tornado. Quest'anno ho cominciato decisamente bene, stavo bene e avevo altre grosse motivazioni oggi. Ho cambiato società da poco, quindi ci tenevo a far subito bene per dare un segno alla nuova società. Farò i cross regionali, poi vedremo se con società ci qualificheremo per Gubbio, e poi punterò una mezza corsa forte, penso o Verona o Milano. Il quarto classificato fra gli assoluti è il primo fra i partecipanti della categoria promesse. È Alberto Rec della Silca Ultralight Vittorio Veneto. Speravo un po' meglio, di tenere un po' più il gruppo, l'ho tenuto solo il primo giro, è stata dura poi correre da solo. Per quanto riguarda questa stagione invece cercherò di puntare più sulla pista, appuntamento ai 10.000 a maggio in pista, lì campionati italiani. Poi proverò a fare una mezza prima a marzo, così, e i cross sono un po' di passaggio, di preparazione per questi appuntamenti, diciamo. Fra le donne, dicevamo, la ventenne Lonedo si è imposta in una gara combattutissima, giungendo al traguardo in 26,01 davanti a Laura Dalla Montà di Assindustria Sport Padova e a Gloria Tessaro di Atletica Vicentina. Non mi aspettavo una vittoria, però sono veramente contenta. Alla fine quest'inverno avevo preparato bene i cross perché stavo puntando alla selezione per gli europei e per un posto non sono riuscita ad andare. E comunque sono contenta e spero in una stagione ricca di successi. Senti, come stai a livello di forma? Ci è parsa una gran gara questa tua in progressione, una vittoria conquistata coi denti?
Allora, sono in forma, mi sto allenando bene e quest'anno ho anche cambiato allenatore e ho trovato un nuovo gruppo e devo dire che allenandomi in compagnia è migliorata proprio la prestazione perché sono più stimolata e non sento la noia nel peso degli allenamenti, quindi mi sto allenando bene. Tra gli juniores ecco Massimo Guerra che a Galliera chiude in 22,56. Una bella gara, per la prima volta quest'anno a Galliera c'è il sole, perché negli altri anni c'era sempre il fango. Ho trovato un bel percorso piatto, sono riuscito a trovare un buon ritmo subito dopo il primo giro e ho continuato la mia progressione fino a vincere. Nel giorno del suo compleanno, nella categoria allievi, gradino più alto del podio per Lorenzo Botter dell'Atletica Ponzano. Che obiettivi ti poni per questa stagione 2017? Allora, per quello invernale sarebbe bello arrivare entro i primi 10 ai campionati italiani di Gubbio e indoor mi piacerebbe partecipare ai campionati ad Ancona per cui ho già il minimo. Mentre per la stagione estiva, non saprei, è tutto da progettare. Mi piace molto correre, ormai è uno stile di vita più che uno sport e è diventato anche una specie di droga per me la corsa, non riesco a farne a meno. All'interno della stessa gara spunta fra le juniores Laura De Marco delle Fiamme Oro. Il 19-10 finale le vale il successo di categoria. Era un po' freddino, però dai, tutto sommato il percorso era un po' difficile, quindi sono abbastanza contenta, dai. Come prima prova di stagione sono contenta. Beh, iniziata ancora alle scuole medie, per una campestre scolastica, dopo piano piano iniziando un po' giocando così, adesso mi sto specializzando più, capirlo adesso è un po' difficile, adesso farò un po' di cross, però farò anche qualche indoor e poi nella stagione outdoor penso che farò i 1500, gli 800 e qualche 3000 eccezionalmente, sì, vediamo. È invece un atleta della Firex Belluno, la prima allieva al traguardo. Si tratta di Margherita Mescolotto. Sono molto soddisfatta di questa gara, comunque non pensavo che andasse così bene e comunque sono proprio contenta anche perché vedo che le mie fatiche e i miei allenamenti vengono ripagati e quindi spero che anche le prossime campestri vadano bene. Ho iniziato 4 anni fa, inizialmente facevo gare di velocità, però non andavo molto bene e così ho iniziato a fare le campestri della scuola, ho visto che magari sarei andata bene nelle campestri e da 3 anni, circa 2 anni, che mi sto allenando nel mezzo fondo. L'anno scorso ho fatto i campionati italiani a Jesolo e a Gubbio su pista e campestre, ho fatto i 1500 e 3000, è andata bene, ora mi sto allenando per le campestri e vediamo come andranno. Nelle gare giovanili, tra i cadetti, leadership per Massimiliano Bezzon dell'Atletica Città di Padova e Francesca Dalla Pozza della Polisportiva Due Ville. Nei ragazzi, infine, si è messo in mostra Tommaso Mattiuzzo dell'Aristide Coin Venezia ed Emily Faccin ancora della Polisportiva Due Ville.